A Napoli la musica diventa esperienza sensoriale al Teatro Trianon. Marisa Laurito ci accompagna alla scoperta della Stanza delle Meraviglie, uno scrigno di cultura napoletana. Sì, questa ce l'abbiamo da un anno, è un piccolo capolavoro in miniatura. Addio, felicità. Un bilancio ad un anno dall'avvio di questa iniziativa? Beh, il bilancio è solo che positivo, perché secondo me, come hai detto tu, è un piccolo scrigno che raccoglie questo pubblico e che regala veramente in 20 minuti un succo, una piccola perla delle nostre meravigliose tradizioni musicali. Il pubblico entra da questo sipario antico che si vede alle spalle, il pubblico entra e si trova qui al centro immerso tra colori, immagini, musiche meravigliose, naturalmente le nostre musiche più belle, quelle dell'Ottocento, Novecento, che ci hanno resi famosi nel mondo. Quante difficoltà avete dovuto affrontare per avviare questo allestimento? Ma sai, le difficoltà ci sono sempre quando soprattutto si intraprendono delle nuove iniziative, dei nuovi viaggi. Però devo dire che è stato tutto superato con grande passione e amore. Il Trianon è una sede storica per la storia della musica napoletana. Beh, diciamo che in questo teatro antico sono passati tutti i più grandi attori napoletani. Poi da un certo punto, da questo progetto che ho presentato io, è diventato veramente il teatro della canzone napoletana. Abbiamo avuto 2 anni, anche 3, molto complicati, però devo dire che ora non ci lamentiamo perché finalmente facciamo dei sold out.